Nereo in un certo senso è l'anima quella organizzativa, cioè quello che si fa vedere poco, però deve coordinare il lavoro dietro le quinte per dare un servizio completo anche ai commensali. Eh sì, infatti sono contento però perché la festa viene fuori bene e c'è molta gente che prende su, ci dà una mano e quindi siamo molto contenti di questo. Sì, come si può vedere, prendi su, sì. Qua ci si diverte, si mangia, si beve, ma soprattutto allegria a 360 gradi. Sì, si beve anche un bicchiere di vino in più e quindi c'è l'allegria, insomma. E del resto viene fuori tutto con tanto lavoro ma tutto bene. E poi c'è anche una canzone che dice l'allegria vende giovani. Sì, infatti c'è tanta gioventù, c'è veramente tanta gioventù. Il segreto qual è di questa festa? Il segreto da come è partita, che ormai sono 23 anni e si cerca di migliorare ogni anno che passa sempre di più. Allora ci vediamo il prossimo anno. Sì, per il 24esimo anno. Non può mancare in queste manifestazioni anche la parte femminile, la bellezza sposata con la tradizione tipicamente friulana. Dunque? No, siamo molto felici della buona riuscita di questa festa, riesce ogni anno grazie alla partecipazione di numerosi amici e persone che ci aiutano, che fanno pubblicità nei dintorni e niente, noi come titolari di questa attività cerchiamo ogni anno di migliorarci affinché la festa abbia la sua buona riuscita. Ecco, perché funziona questa manifestazione? Perché è una festa popolare, secondo me molto semplice e poi abbiamo, ripeto, questa cosa che siamo fortunati che abbiamo molta gente che ci dà una mano così volontariamente e nel paese di Rivignano è diventata una tradizione, quindi per quello è una festa che riesce nel corso del tempo. E poi quando si mangia gesuino sano e friulano il risultato è si mette da solo insieme, insomma. Certo, infatti la gente si più genuino è meglio è. E cosa dobbiamo aggiungere ancora? Ma ci rivediamo il prossimo anno, perché no? Stessa spiaggia, stesso mare? Stessa spiaggia, stesso mare, è sempre meglio.